nel comune di Flimini Maggiore e siamo con Masha e Orso e soprattutto con la presidente della cooperativa che gestisce il sito. Ciao a tutti! Questo è un sito magico, unico. Sabrina, cosa ci vuoi dire delle peculiarità di questo sito molto particolare? Bene, anche Antas appunto ha la sua particolarità, la sua magia. Nasce con un contesto mitologico forte legato alla figura del Sardustatter, però anche la ricchezza mineraria legata alle vicissitudini delle genti che hanno vissuto in questa magica valle, quindi il popolo nuragico che ci ha lasciato i resti di un villaggio e le tombe dell'età del ferro, per poi andare al periodo punico con il tempio dedicato al Sida di Irbabai e continuare appunto con il famoso tempio romano dedicato al Sardustatter Babai. Ci sembrano degli ottimi motivi per tornare, non vediamo l'ora di farlo, Sabrina. Al più presto. E soprattutto vi diamo un consiglio. Prima di venire nel sito potete scaricare l'applicazione che hanno ideato, i Novantas, dove c'è la descrizione del sito sia per gli adulti ma anche per i bambini, quindi ve la consigliamo tanto. A presto! A presto! Ciao!